Buonasera a tutti i telespettatori di Radio Adige TV, benvenuti alla terza puntata di Verona Economia speciale, settimana veronese della finanza. Oggi parliamo di industria, in particolare di PMI del settore manifatturiero. Ma parleremo anche e ancora di infrastrutture, che era il tema, vi ricordate, di giovedì scorso. Parleremo di aiuti per le imprese e scelte che faranno l'Europa e il governo per non abbandonare lo scheletro portante dell'economia italiana. Ricordiamo infatti che le PMI impiegano circa l'80% dei lavori in Italia, una quota che supera la media europea, e rappresentano il 92% delle imprese attive sul territorio nazionale. Su quanto stiano soffrendo le imprese italiane e venete a seguito della pandemia e su quello che si dovrebbe invece fare e puntare, magari potendo contare sull'appoggio delle istituzioni sovranazionali e governative, potremmo contare stasera, con ospiti ovviamente con noi, sulla presenza di autorevoli nomi. Ma brevemente una sintesi della settimana veronese della finanza, vediamo alcune slide molto brevi, ci teniamo proprio a sottolineare come nasce questo evento. Siamo appunto alla 15ª edizione, io sono Matteo Scolari dell'associazione Verona Network e oggi abbiamo l'onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore in commissione ITRE per Identità e Democrazia, Diego Zardini, deputato del PD e componente della 10ª commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, e poi Giorgio De Gara, presidente del Sistema Moda di Confindustria Verona, e Claudio Cioetto, presidente di Apindustria Territoriale di Legnago. L'associazione Verona Network raggruppa oltre 60 soci istituzionali del palinsesto del territorio veronese, con l'obiettivo di favorire il dialogo nella convinzione che unirsi, fare rete e creare relazioni è la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro. Cos'è Verona Economia? È un settimanale multimediale nato grazie alla collaborazione del nostro gruppo editoriale e la testata storica diretta da Maurizio Zumerle. L'edizione della settimana veronese della finanza, la prima fu nel 2010, qui via via alcune foto storiche con l'obiettivo, questo evento, di rinsaldare i rapporti tra l'ex Banco Popolare, ora Banco BPM, Cattolica Assicurazioni e alcuni istituti finanziari, tra cui Fondazione Cari Verona. Ci riuscimmo in un'edizione storica, direi nell'aprile del 2017, quando dietro ad un tavolo si riunirono l'allora AD di Cattolica Assicurazioni Mazzucchelli, l'allora presidente di Banco BPM Carlo Fratta Pasini e il direttore di Fondazione Cari Verona Giacomo Marino. Eccola qui la foto, vediamo, insomma fu un'edizione storica perché per la prima volta tutti e tre si trovarono a un evento per parlare dei loro istituti e di una possibile collaborazione. E poi avanti, altre edizioni, 2018 in Gran Guardia, 2019 Banco BPM ancora, l'ultima edizione con Carlo Fratta Pasini presidente, e qui l'ultima edizione con invece Alberto Minali, AD di Cattolica Assicurazioni. Conosciamo bene le vicende che hanno riguardato e interessato ovviamente anche Cattolica. Dovrebbe arrivare dalla regia tra poco anche la foto di Cattolica. Andiamo avanti, poi edizione novembre 2019 e infine diamo la parola all'ospite di questa sera, co-conduttore, giornalista, professionista della testata Eraldo, Ernesto Kiffer. Benvenuto Ernesto. Buonasera a tutti voi, grazie per avermi invitato a questo importantissimo appuntamento. Ernesto, parlaci un po' di Eraldo, dai, prima di iniziare a scaldare i motori, perché è una testata nuova, giovane, che favorisce anche la pluralità di voci a Verona e ce n'è bisogno, no? Ma guarda, il fatto già di essere qui questa sera testimonia ancora una volta di quanto voi cerchiate di unire, no? E in questo mi fa molto piacere perché effettivamente siamo una testata giovane, partita a fine marzo in piena pandemia, quindi ovviamente con tutte le difficoltà di cui peraltro parleremo anche questa sera insieme ai vostri graditi ospiti, ovviamente stiamo cercando di dare anche il nostro contributo all'informazione veronese e non solo. Grazie Ernesto, ovviamente avrei l'onore no, perché insomma non fino a questo punto, però di aiutarmi nella presentazione di questa puntata dedicata alle PMI. Ma prima di entrare nel vivo riportiamo una notizia di cronaca pubblicata oggi sul sito veronadaily.it, perché si parla di imprese, si parla di manifattura e oggi appunto è arrivata questa notizia.
Verona piange Bruno Venturi, l'imprenditore scaligero, titolare della Bruno Venturi SPA, società impegnata nel settore manifatturiero e immobiliare con Venturi Acciai ed Ecomar, è mancato ieri mattina a 82 anni a causa di un malore improvviso. Grande cordoglio ovviamente tra i dipendenti e le tantissime persone che l'hanno conosciuto. Una persona molto schiva, riservata, che aiutò anche l'ex presidente Martinelli dell'Hellas Verona ai tempi della sua presidenza, in totale anonimato tra l'altro. Venturi fu un tifoso grandissimo del Verona e l'eredità più grande la lascia nei suoi dipendenti, che parlano di lui come un vero e proprio padre e sottolineano molti aneddoti in cui è emersa tutta la sua bontà d'animo, l'altruismo e la generosità di questo grande imprenditore veronese che purtroppo è venuto a mancare ieri. E quindi, Ernesto, entriamo nel vivo proprio della settimana veronese della finanza leggendo un titolo di oggi dell'ANSA. L'Istat cosa dice? Prevista una contrazione del PIL nel 2020 dell'8,9%, più 4% nel 2021. Dice così il report sulle prospettive economiche per l'Italia: il tasso di disoccupazione al 9,4% quest'anno, all'11% nel 2021, quindi una crescita della disoccupazione purtroppo, quindi dati che non confortano, chiaramente una perdita negativa del PIL leggermente inferiore rispetto alle previsioni, ma ne parleremo stasera con i nostri ospiti e iniziamo proprio a dare il benvenuto a Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e, come dicevamo, coordinatore in commissione ITRE per identità e democrazia, componente tra le altre anche della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Benvenuto Paolo Borchia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie di aver accettato il nostro invito. Prima di iniziare le faccio vedere un articolo che la riguarda. Siamo sempre sulla testata veronadaily.it. È un articolo del 13 novembre, insomma ha qualche giorno, ma lo vediamo insieme. Borchia incassa la fiducia dell'Eurocamera per aiutare le imprese. Chiedo alla regia di aiutarmi per favore nel far vedere l'articolo. Eccolo qui. L'europarlamentare della Lega incassa l'approvazione a larga maggioranza per la relazione di iniziativa su una nuova strategia per le PMI europee, che punta a ridurre del 30% la burocrazia e a sbloccare i pagamenti. Borchia, bene, ha incassato una fiducia a larga maggioranza e quindi iniziamo da qui per parlare delle PMI e del settore industria che oggi più che mai, insomma, ha bisogno anche dell'Europa e ha bisogno delle istituzioni. Vi ringrazio per l'assist, ma diciamo che è stata una buona iniezione di fiducia, visto che è stato un testo approvato in commissione ITRE, devo dire a larghissima maggioranza, con 69 voti favorevoli e 4 contrari. Si tratta di un testo che idealmente parte dall'idea di portare in Europa l'esperienza del Nord-Est, delle sue imprese, dell'eccellenza del nostro territorio. Io ne ho già parlato ai vostri microfoni, arrivo dal settore del marmo, per cui avendo lavorato per anni, avendo vissuto il mondo della PMI, ho cercato di portare la mia esperienza e quello che ritengo che sia un modello virtuoso in Europa. Si tratta di un testo che fortunatamente ha ricevuto una buona condivisione e cerca anche di essere un testo molto, molto concreto, partendo da una fase di analisi delle problematiche, ma cercando contestualmente anche di fornire alcune soluzioni, visto che in Italia solitamente siamo tutti molto bravi ad analizzare i problemi, però poi quando si tratta di risolverli magari abbiamo qualche problemino in più. Comunque fondamentalmente i temi toccati da questa relazione sono molteplici e partono dalle problematiche a livello di liquidità che le nostre imprese, spesso sottocapitalizzate, affrontano, per cui chiaramente a livello sistemico andrebbe fatto il famoso passo in avanti che consenta a tutto il sistema di poter beneficiare di linee di credito adeguate rispetto a quelle che sono le esigenze. Poi chiaramente non vorrei dire banalità, ma non possiamo pensare di affrontare una situazione straordinaria come quella pandemica con
con degli strumenti ordinari, per cui questa redazione si prefissa anche di dare qualche idea in più. Chiaramente l'implementazione ed un monitoraggio sull'applicazione della direttiva sui ritardati pagamenti è un altro elemento, e poi insomma, lo sapete, tengo molto a migliorare quelle che sono le capacità e le conoscenze del territorio per accedere agli strumenti finanziari sia a livello europeo che a livello ministeriale o regionale. Ecco Borchia, c'è la consapevolezza in Europa che le PMI in questo momento stanno soffrendo tremendamente. Il governo, dopo lo sentiremo da Zardini, si collegherà dalla Camera, ha tentato appunto con delle misure anche straordinarie di attutire il contraccolpo della pandemia, però si tiene conto in Europa che appunto le PMI, l'industria manifatturiera, rappresenta, come lo dicevamo all'inizio di questa puntata, l'80% delle imprese italiane, quindi bisogna fare qualcosa. Lei sta provando, ma in generale se ne sta parlando di questo tema abbastanza? Ma il dibattito non manca, il problema è che non ci dobbiamo fermare al dibattito, qui servono soluzioni. Io vi porto la testimonianza dell'esperienza che ho vissuto nella redazione di questa relazione. Per usare un termine colorito, vi devo dire che mi sono preso a sportellate con alcuni gruppi politici, perché quando si parla di sostenibilità ambientale è difficile far passare una linea che sia pragmatica e coerente con le necessità del territorio, nel senso che la mia filosofia è quella della Lega, del mio gruppo politico, è quella che la sostenibilità ambientale non può prescindere dalla sostenibilità a livello economico e dalla sostenibilità a livello sociale. Mi spiego: se chiaramente portare ad una transizione dei processi produttivi per renderli meno inquinanti deve implicare della disoccupazione o dei costi insostenibili per il mondo dell'impresa, allora chiaramente vediamo che il gioco non vale la candela, e soprattutto che stiamo aprendo un libro dei sogni che però non potrà trovare conclusione in atteggiamenti concreti che poi vadano a beneficio dell'impresa. Vi cito un esempio, ad esempio sulla direttiva sull'efficienza energetica, noi abbiamo la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea che sono in procedura di infrazione. A questo punto uno si chiede: ma sono veramente i governi che non fanno i compiti a casa, o effettivamente l'Europa ha fissato l'asticella troppo in alto? Chiaramente quando si parla di parametri bisogna essere realisti e soprattutto ascoltare il territorio, e poi anche avere la sensibilità di capire cosa sta succedendo e soprattutto quelli che sono i limiti che ad esempio la pandemia ha portato. Ad esempio io penso di essere stato uno dei primi che all'inizio, proprio a marzo, quando non sapevamo neanche che cosa ci aspettava, che conseguenze ci sarebbero state in termini di contrazione del PIL, ha alzato la mano ponendo la questione se effettivamente il Green Deal sarebbe stato raggiungibile nei tempi prospettati, pur in presenza di una situazione di stagnazione economica che poi effettivamente nei mesi successivi si è verificata. Borchia, Ernesto ha un altro tema da introdurre. Ernesto, ti do la parola. Sì, fra l'altro lo vediamo sempre da un altro articolo uscito su Daily qualche giorno fa, il 25 di novembre. Lei giustamente diceva in Unione Europea dibattito surreale, serve un cambio di passo, e poi appunto si parlava in questo caso dei miliardi dati a Erdogan e delle polemiche che in questo periodo stanno coinvolgendo l'Ungheria e la Polonia per i loro veti nei confronti del Recovery Fund. Come si sta evolvendo la situazione in questi ultimi giorni, se c'è qualcosa che ci può raccontare? Oddio, effettivamente qui pongo una questione non politica ma una questione di buonsenso. Voglio dire, se noi riteniamo che l'Ungheria e la Polonia non abbiano diritto a beneficiare di determinati fondi perché non rispetterebbero lo Stato di diritto, allora ci si chiede come mai per anni la Turchia, che è un paese che ha cavalcato a ritmi di crescita molto superiori rispetto a quelli dell'Italia, rispetto a quelli del Veneto, sia stata generosamente foraggiata con i cosiddetti fondi IPA, che sono i fondi che l'Unione Europea versa ai paesi che si trovano in uno stato di preadesione all'Unione Europea. Da questo punto di vista, chiaramente negli ultimi giorni si sta cercando di superare l'impasse, perché ricordiamo il Recovery Fund
Non hai preso il mio... è strettamente legato Non hai preso il al mio... quadro Devi prendere finanziario pluriennale, che è il bilancio dell'Unione Europea che appunto gestirà il periodo dal 2021 al 2027. A questo punto questi due paesi hanno esercitato quello che è un diritto che i trattati attribuiscono, per cui hanno posto il veto sul bilancio in seguito all'approvazione di questo famigerato regolamento sullo Stato di diritto, che insomma giuridicamente è abbastanza astruso e soprattutto si sapeva benissimo che avrebbe portato a conseguenze di questo tipo. Oggi è uscita qualche agenzia con la quale si stavano delineando alcune ipotesi che prevederebbero addirittura di andare avanti con il recovery plan senza la Polonia e l'Ungheria, che per assurdo sono tra i beneficiari potenziali maggiori di questi strumenti. E chiaramente se due paesi che andrebbero a introitare una parte importante di questi fondi vanno a porre un veto sul bilancio, allora significa che qualcosa di strano in effetti è successo. Anche se indubbiamente questa situazione sta bloccando anche l'Italia e quindi anche una iniezione di liquidità importante per le nostre aziende. Assolutamente, ma è per questo che io personalmente giudico irresponsabile aver approvato il regolamento sullo Stato di diritto, che poteva essere tranquillamente formulato in un'altra maniera, tant'è che la bozza che era circolata prima dell'estate a luglio non aveva trovato particolari obiezioni da parte dei due governi interessati. Poi chiaramente già il recovery plan non ha delle tempistiche particolarmente brillanti, per cui se ci si mettono anche questi ritardi, chiaramente poi i problemi vanno ad aumentare. Anche se sinceramente io sono abbastanza fiducioso, nel senso che credo che si arriverà prima di Natale ad un superamento di questa situazione di stallo, anche se, ripeto, bisogna essere maggiormente concreti, pragmatici e soprattutto evitare atteggiamenti che poi vanno ad ostacolare lo sviluppo di determinati piani. Dovremmo riuscire a stabilire il contatto anche con Diego Zardini, adesso è alla Camera, vediamo se il collegamento... Vediamo, proviamo. Eccoci qui. Onorevole Zardini, ci sente? Sì, io vi sento, buonasera. Ho avuto qualche piccolo problema, ma ora ce l'ha fatta. No, no, nessun problema, grazie, mi rendo conto, ci sarà una votazione giusto alle 7 sul decreto Salvini, ci vuole un po' aggiornare, grazie per questo tempo che ci sta dedicando, insieme ovviamente all'onorevole Borchia, perché sono insomma momenti anche abbastanza concitati in Parlamento, ci sono delle votazioni, su che tema state lavorando in particolare adesso? Ma intanto un saluto a tutti, mi scuso per il ritardo e ovviamente saluto anche gli altri relatori della serata, ovviamente anche a te Matteo. No, siamo in Parlamento, diciamo, da qualche giorno impegnati sulla conversione di un decreto sicurezza cosiddetto. Diciamo che c'è un po' di ostruzionismo da parte... C'è un po' di difficoltà con il collegamento, proviamo a tenere questa configurazione, vediamo se... C'è ostruzionismo anche da parte della rete, direi. Della rete. No, dai, eccoci. È la wifi della Camera dei Deputati, speravo potesse aiutarci ad avere un collegamento più efficace. Va bene, no, dicevo la appunto sentiamo, che da qualche sentiamo. giorno, dopo il voto di fiducia di lunedì, appunto le opposizioni, poiché non condividono il provvedimento, stanno facendo la loro legittima azione ostruzionistica rispetto alla votazione degli ordini del giorno. Credo che finiremo di votarli domani sera in tardo serata e poi faremo il voto finale del provvedimento, quindi di conversione del decreto legge, la settimana ventura, subito dopo l'8 di dicembre. Ecco Zardini, abbiamo iniziato questa trasmissione parlando di industria, di PMI, facciamo vedere un articolo che la riguarda sul Ristori 4, chiaramente che comprende in generale le attività commerciali, le attività che sono rimaste scottate chiaramente dalla pandemia. Lei ha dichiarato dallo Stato 20 milioni al Veneto, appunto ha annunciato
qualche ora fa che è stata assegnata una quota del 7,95% dei contributi pari a 19.865.921 euro, stabilita proporzionalmente alla popolazione residente. L'impegno da parte del governo c'è di stare vicino alle attività commerciali e delle imprese. Parliamo di questo decreto ristori e soprattutto vorremmo sapere qualcosa anche sul Recovery Fund, come sta proseguendo il dialogo con l'Europa per cercare di sbloccare ulteriori fondi che il Premier Conte ha garantito e che quindi molte attività stanno aspettando. Vediamo se riusciamo a riprendere Zardini. La connessione wifi della Camera evidentemente è intasata perché ci saranno tutti i vari parlamentari, no Ernesto, collegati? È probabile, sì, che si staranno collegando con... Vediamo se Zardini riesce a... Borchia. Scusatemi, se posso inserirmi 10 secondi. Sì, assolutamente, vediamo di recuperare Un paio di Zardini. mesi fa era circolata una bozza pubblicata dal sito del Corriere della Sera che appunto delineava questa lista, questo libro dei sogni che il governo aveva pubblicato per utilizzare il Recovery Plan. Adesso in questo momento sto capendo molto bene come mai si voleva sostituire la linea wifi dei ministeri e delle altre istituzioni. Insomma, a proposito di infrastrutture, anche questa è un'infrastruttura e sicuramente l'Italia deve recuperare un gap importante dal punto di vista della connettività. Sappiamo che, insomma... Zardini, niente, un attimo frizzato. Non riusciamo a... Allora, io direi magari intanto di dare anche il benvenuto a Claudio Cioetto, che è il presidente della territoriale di Apindustria, territoriale di Legnago. Borchia, rimanga lì un attimo, allora che sentiamo appunto e diamo il benvenuto, quindi eccoci qui a Claudio Cioetto. Benvenuto presidente. Buonasera. Buonasera a tutti quanti e grazie dell'ospitalità, soprattutto alla nostra associazione Apindustria. Si figuri, io apro proprio facendole vedere un articolo che riguarda la vostra associazione, magari lo potremo commentare anche insieme. Sulla manifattura, appunto il presidente di Apindustria Confimi Verona e Veneto Della Bella, Renato Della Bella, dice c'è preoccupazione per il 2021. In occasione dell'appuntamento di oggi, quindi della 15ª settimana veronese della finanza, è intervenuto Della Bella appunto ai nostri microfoni e ha fatto una previsione. Insomma, ci sono dati che preoccupano. Ricordiamo che gli associati di Apindustria sono circa 750 con 14.000 dipendenti e il fatturato che insomma all'incirca 1.400.000 con le quote associative. Cioetto, c'è preoccupazione perché la manifattura sta soffrendo molto, vero? Sì, sta soffrendo molto questa situazione di pandemia, anche perché onestamente noi imprenditori siamo sempre ottimisti e non ci saremmo in tutta onestà aspettati che fossimo arrivati in questo secondo momento così impreparati. Le aziende sono molto in difficoltà perché in questo momento sta calando anche il lavoro. Non dimentichiamo che il nostro Veneto, che veniva prima citato anche dal senatore Borchia, col quale, apro parentesi, lo ringrazio per quello che ha detto un attimo fa riguardo la burocrazia, riguardo i pagamenti, riguardo quello che appunto sta lui portando avanti per questa situazione. No, dicevo, le nostre aziende sono rivolte molto verso il nord Europa, sono rivolte soprattutto all'Europa e ci troviamo in una situazione che è molto generalizzata, molto generale e quindi questo scompensa anche un po' tutta quanta la nostra buona volontà. Purtroppo le difficoltà ci sono e soprattutto aumenteranno non solo dal punto di vista del lavoro, quindi delle commesse, ma aumenteranno legate anche a quello che potrà essere in futuro la nostra liquidità. E quindi qui mi aggancio anche al discorso pagamenti fatto un attimo fa dal senatore Borchia. Liquidità che è data da una situazione molto particolare. I pagamenti si allungano purtroppo, non solo si allungano, ma spesso e volentieri
incominciano ad esserci insoluti, anche insoluti importanti. Noi piccole e medie aziende siamo, se vogliamo, anche l'ultimo anello di quella che è la filiera in tante situazioni. Siamo quelle che subiscono in particolar modo il ritardo dei pagamenti, e si sa che da sempre chi vende in Italia purtroppo non è tutelato nei pagamenti. Ci sono state situazioni anche, diciamo, di aiuto, non lo nascondiamo, insomma, le famose moratorie sui leasing, che molti di noi ne hanno approfittato, le moratorie sui mutui, che sicuramente hanno dato e stanno dando del beneficio, ma non possono durare in eterno. Esatto, è soddisfatto fino a questo momento delle misure prese dal governo per essere vicino a voi? Chiaramente non saranno misure all'infinito, come sta dicendo adesso, però tutto sommato si ritiene abbastanza soddisfatto per il lavoro del governo fino a questo momento. Ma diciamo, sono state sì, c'è stato un aiuto, ma è stato un aiuto secondo me non coordinato, non legato al sistema proprio industriale italiano, soprattutto al sistema delle piccole e medie imprese. Adesso ci stiamo chiedendo cosa succederà dopo. Dicevo un attimo fa, c'è stata data questa possibilità di moratorie, c'è stata data possibilità sui mutui e sui leasing, ma potrebbero legarsi un doppio boomerang, perché se questa situazione si protrarrà per troppo tempo, ci troveremo con un allungamento smisurato di quelli che sono i nostri, diciamo, indebitamenti precedenti, ci troveremo con ulteriori interessi a dover pagare per questi indebitamenti. Ci troveremo in un momento in cui, fortunatamente, spero prima possibile, le cose miglioreranno, a non essere in grado di poter fare, rinnovare eventualmente gli investimenti che normalmente riusciamo a fare, insomma. Le stesse rateazioni delle scadenze. Presidente, no, mi scusi, scusi se la interrompo, ma volevo fare questa domanda anche a Zardini, magari gliela ripeteremo, ma proprio oggi, fra l'altro, Bonomi ha detto che è stato inaccettabile non coinvolgere le imprese per l'emergenza, no? Si ricollega un po' a quello che lei stava dicendo poco fa. L'intervento c'è stato, però se vi avessero coinvolto probabilmente non sarebbero state così frammentate tutti gli interventi che sono poi arrivati o che arriveranno nei prossimi mesi. Anche in questo senso una maggior concertazione, un maggior coinvolgimento delle varie categorie sarebbe stato sicuramente anche per voi un sintomo di coinvolgimento, insomma, da parte del governo, di efficienza probabilmente. Ma assolutamente sì, io ritengo che le categorie economiche siano state proprio assolutamente lasciate in disparte nel momento delle decisioni. In qualche momento sicuramente a spot, se vogliamo, qualche onorevole in particolare magari si è interessato della situazione, però alla fine quando c'era il momento di schiacciare il pulsante giusto, il bottone giusto, noi non c'eravamo, anzi siamo stati assolutamente esclusi. Ma si è chiesto il perché? Cosa che non è successa ai sindacati, perché puntualmente la controparte sindacale era decisori di questo governo. Ma si è domandato il perché poi alla fine c'è stata questa disparità di trattamento? Si è dato una risposta oppure... Guardi, sinceramente non me la so dare la risposta, però trovo assolutamente, diciamo, una mancata attenzione nei nostri confronti che porta anche poi a difficoltà stesse del governo, poi quando è il momento che deve erogare o deve fare delle scelte. Siamo in una situazione di pandemia, dicevamo, una situazione particolarmente difficile. O si fa squadra, e la squadra va fatta anche con meno bravi, facciamo conto di essere meno bravi noi, però la squadra si fa con tutti. Io una volta facevo un esempio, no? Troviamo dei bellissimi mosaici nelle nostre chiese, nei nostri musei. Ma se non c'era anche quell'ultimo tassellino di mosaico in fondo all'angolo là, il mosaico non sarebbe stato completo. Quindi
tutti dobbiamo essere coinvolti in questa situazione se vogliamo uscirne fuori, altrimenti non ne verremo fuori. Grazie Cioetto, torneremo da lei tra pochissimo, io tornerei da Borchia. Perché Ernesto, vorrei capire da Paolo Borchia che punto di vista ha appunto dall'Osservatorio europeo di quello che sta accadendo a Verona, perché Verona è in grande cambiamento. Ci sono state, lo abbiamo detto nelle scorse puntate della settimana veronese della finanza, delle aggregazioni, ci sono state insomma partendo dal Banco BPM che comunque non ha più il presidente Frattapasini, quindi ha perso forse l'ultimo baluardo istituzionale veronese, Cattolica con Generali, poi c'è tutto un tema legato anche all'aeroporto, il tema della fiera con l'aumento di capitale. Insomma, Verona in questo momento è in una fase storica delicatissima e le imprese chiaramente guardano anche alle istituzioni, ai grandi istituti finanziari con grande perplessità, con grande speranza e anche con grande timore. Ecco, dall'osservatorio di Bruxelles, Borchia, che idea si è fatto su questo scenario geopolitico, geoeconomico veronese in grande cambiamento, dove ci sono ancora partite irrisolte, partite aperte da sistemare e da ovviamente guardare con attenzione per i prossimi anni? Ma se devo sintetizzare tutto con l'immagine, la prima cosa che mi viene in mente è quella della spoliazione dei gioielli di famiglia, perché chiaramente se pensiamo alla Banca Popolare, alla Cassa di Risparmio, in ultima battuta purtroppo anche Cattolica, chiaramente l'immagine è quella di tante eccellenze del territorio che hanno caratterizzato in maniera molto positiva la nostra economia negli ultimi decenni e che poi all'improvviso apriamo gli occhi e vediamo che le leve del comando, i centri direzionali se ne sono andati da Verona, depauperando il territorio, perché insomma è inutile nascondere che le grandi concentrazioni, penso ad esempio al settore bancario, poi chiaramente implicano economie di scala, implicano meno posti di lavoro, meno opportunità, per cui da questo punto di vista direi che psicologicamente si tratta di un passaggio storico devastante e in questo momento la politica veronese deve avere la forza, deve avere le energie per invertire questa tendenza. E poi chiaramente serve una visione molto, molto completa, serve una visione che tenga conto dei diversi elementi, abbiamo parlato dell'aeroporto. Esatto, lei si è occupato tanto anche dell'aeroporto, è in commissione trasporti, quindi immagino che insomma sia un tema caldo. Sì. Oddio, ma è un tema caldo, ma penso che sia inevitabile, perché penso che chiunque ci sta seguendo da casa, se dedica 30 secondi ad andare su Google, cerca quelle che sono le cifre del settore aeroportuale, vede che prendendo come parametro il 2007, facendo un paragone sul 2019, vediamo come tutto il sistema aeroportuale italiano ha avuto delle crescite importanti. Tutti gli aeroporti del nord-est, compresi Bergamo e Bologna, hanno avuto degli incrementi nel traffico dei passeggeri, mentre Verona è rimasta ferma. E una città come Verona, un territorio così ricco dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista delle opportunità, con un'offerta turistica che altri non hanno, invece è rimasto fermo. L'aeroporto penso che sia un esempio sintomatico di mala gestione da parte della politica locale, di quelli che sono gli asset strategici per la città. Poi, tra l'altro, la politica in queste fasi deve essere molto concreta e riuscire a concentrarsi ambito per ambito, però avendo una visione d'insieme che poi riesca a tenere tutte assieme le varie componenti. La settimana prossima, venerdì prossimo, vi annuncio che terrò una conferenza stampa a Verona per spiegare in maniera approfondita quelle che sono le problematiche, ad esempio, che il settore dell'autotrasporto sta vivendo in seguito alle decisioni del governo del Tirolo, che ha limitato pesantemente il passaggio del traffico pesante sul Brennero. Dal Brennero, giusto per fare una cifra che possa essere sintomatica, passa il 70% delle merci in uscita da parte del nostro territorio, per cui insomma non penso che servano grandissimi esperti di logistica per capire che atteggiamenti di questo tipo mettono in grossa difficoltà la nostra economia, per cui
la settimana prossima andremo anche a presentare quelle che sono le soluzioni che la Lega ha proposto in Europa. Poi, se mi consentite altri 30 secondi, io ho seguito con una certa attenzione l'intervento del Presidente Ciuetto, che ho condiviso quasi totalmente. Ripeto, in questi casi la politica deve essere concreta e soprattutto deve avere da un lato la capacità di ascoltare il territorio e poi dall'altro lato anche la brillantezza per tirare fuori qualche idea, perché l'ho detto prima, ma in questo momento servono strumenti straordinari. Ad esempio, prima che purtroppo il secondo lockdown arrivasse, avevo messo in cantiere un'iniziativa specifica per alcuni settori tipici dell'economia veronese, per cercare di fare un passo in avanti per aiutare le nostre PMI ad avere degli strumenti in più per andare nei mercati esteri, visto che insomma, purtroppo il mercato italiano sappiamo che ha le sue difficoltà, è inutile nasconderlo. Dopo un 2018 abbastanza positivo in termini di PIL, il 2019 purtroppo ha visto un paese che si è fermato con dei momenti di recessione tecnica, per cui è ovvio che le nostre PMI, che per DNA, direi, per caratteristiche intrinseche sono orientate ad andare all'estero, però hanno bisogno di una mano, visto che adesso un imprenditore che vuole esportare deve prima bussare alla porta dell'ICE, poi ci sono le camere di commercio italiane all'estero, l'ENIT per la promozione del turismo, gli uffici commerciali delle ambasciate. A questo punto io mi chiedo, ma in Germania questi 4 attori sono uno. In Germania c'è un ente che si occupa di dare una mano alle imprese tedesche ad andare all'estero, direi anche con risultati lusinghieri. Da questo punto di vista, allora, anche in Italia dobbiamo lasciare indietro la logica dei carrozzoni, visto che non è più la fase storica dove ci possiamo permettere di buttare risorse pubbliche in determinate strutture che poi concretamente non sono utili per le imprese. Serve fare sintesi, ma soprattutto serve conoscere ed ascoltare il territorio. Solo in questo modo si riescono a dare delle risposte di un certo tipo. E chiudo con una chiosa sul discorso della burocrazia che il Presidente Ciuetto ha menzionato poc'anzi, ma allora in fase di introduzione della relazione che ho presentato in Commissione ITRE andavo a rimarcare quelle che sono le differenze a livello statistico tra il numero delle imprese che sono in espansione negli Stati Uniti e la situazione che c'è in Europa. Negli Stati Uniti le imprese in espansione sono il triplo rispetto a quelle europee, per cui è innegabile che qualche problemino c'è, dove ci sono i problemi vanno trovate anche le soluzioni, per cui adesso aspettiamo che tra pochi giorni, tra un paio di settimane, ci sarà il passaggio in plenaria di questo testo. Una volta ottenuto il via libera, già da gennaio comincerò ad interloquire con la Commissione europea, perché il mio obiettivo è quello di porre un limite vincolante del 30% sulla riduzione del carico burocratico per le imprese, visto che comunque abbiamo tanti regolamenti, direttive, tante leggi nazionali. In molti casi sono degli atti legislativi che poi si vanno a sovrapporre. È ovvio che un piccolo imprenditore deve pensare ad arrivare a fine mese, perché ha gli stipendi da pagare, perché deve stare attento a non sconfinare dal fido, perché ha la rata del mutuo da pagare. È tutta una serie di pagamenti, chiaro. Esatto, e quindi è impensabile che specialmente le microimprese, le aziende più piccole debbano fronteggiarsi con una giungla burocratica che poi ha dei costi, perché chiaramente se io piccolo imprenditore devo assumere una persona per controllare quello che sta succedendo nella giungla normativa, è ovvio che non posso impiegare queste risorse umane in maniera più profittevole. Borchi, abbiamo raccolto qualche voce di alcuni imprenditori, di alcuni presidenti di associazioni di categoria, un po' su questi temi, sull'impresa, sul momento di difficoltà e quant'altro. Ascoltiamoli, sentiamo questo servizio, questa raccolta di voci. Il mondo artigiano a me piace sempre definire con una parola, la resilienza. Ha una forte volontà di andare avanti nonostante tutto,
ha solo bisogno che appunto il governo dia certezze e sicurezza in quelli che sono i decreti, e anche per esempio nei decreti di ristoro che sono arrivati, dal primo al secondo. Solo a Verona abbiamo raddoppiato quelle che sono le aziende che possono farne parte, quindi insomma l'azione anche di Confartigianato in questo caso è stata molto utile, perché abbiamo fatto capire al governo che avevano dimenticato qualcuno, e abbiamo visto la differenza nei numeri, perché ripeto, siamo passati da 450 aziende circa che potevano avere accesso al decreto ristori 1 alle 1500, quindi insomma direi che insomma c'è sempre molto da fare, c'è sempre molto da lavorare, però insomma noi cerchiamo di metterci il massimo dell'impegno per aiutare tutti e non lasciare indietro nessuno. La seconda partita sarà un enorme intervento di trasformazione digitale dei nostri sistemi. Dico questo perché tutto questo si tradurrà evidentemente in un beneficio per le nostre imprese, perché il sistema associativo sarà in grado di meglio offrire rappresentanza e servizi per le nostre imprese. Sul nostro sito ceneavenetoves.it abbiamo prodotto un bellissimo white paper disponibile per tutte le imprese, in cui cerchiamo di tracciare un percorso di riposizionamento e di ripresa alla luce di questo grave shock esterno. Quindi l'invito che faccio è sostanzialmente quello di considerare la pandemia come una opportunità, e lo sto facendo io stesso, un'opportunità che permetta evidentemente di riflettere sui punti di debolezza e di sfruttarli e di portarli a beneficio del futuro. Il futuro per le imprese sarà molto difficile, ma stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze a livello nazionale e locale per far capire al governo che gli imprenditori devono essere sostenuti con iniziative concrete, al di là dei decreti ristori 1, 2, tutti quelli che ne arriveranno, ricordo i 26 DPCM che sono usciti, ma proprio con iniziative mirate, con anche soluzioni da dare al governo, soluzioni anche semplici molte volte, ma che magari non vengono recepiti. Pensiamo al blocco sfratti per gli imprenditori, pensiamo al fatto di poter mantenere i dipendenti assunti non pagando il lordo ma pagando il netto, quindi incentivando l'assunzione del personale, perché ripetiamo sempre che Confesercenti rappresenta le piccole imprese, e dietro una piccola impresa ci sono delle famiglie, ci sono delle persone, quindi c'è anche un aspetto sociale da non dimenticare. E qui il nostro settore, quando finirà il divieto di licenziamenti e finiranno le casse integrazioni, rischia di mettere per strada 1 milione di persone, 25 volte la Fiat. Quindi la situazione è nerissima, nerissima. Io ho l'obbligo e il dovere di pensare al dopo per i miei associati, per tutti, per cui tiriamo avanti, non ci piangiamo addosso eccetera, però francamente mettersi una mano sulla coscienza giù a Roma e incominciare a smetterla di fare i bonus monopattini e biciclette, pensare di più ai lavoratori e alle imprese, date dei segnali, sburocratizziamo, rendiamo la vita più facile a questi benedetti imprenditori. È una cosa che non costa niente allo Stato e che a noi dà un sollievo infinito. Mai come in questo periodo stiamo vedendo e stiamo ascoltando aperture anche sorprendenti verso quello che stiamo facendo, e di conseguenza devo dire che ho anche una speranza nel prossimo anno. Credo che sarà un anno di grande opportunità, certamente anche di grande fatica. Avremo intere generazioni che dovranno ripensarsi e dovremo costruire delle opportunità formative e di generazione di apprendimento permanente distribuite nei diversi territori. Il 2021 preoccupa un po' proprio per questa seconda ondata di fine anno in Europa, non solo in Italia ma anche in Europa, in un'economia che sarà ancora più colpita rispetto a come ovviamente era stata colpita in primavera.
Bisogna comunque rimanere positivi e bisogna sperare di poter tornare a viaggiare, però dovremo fare i conti che questo stiamo già pensando e discutendo con gli importatori, che questo avverrà comunque non certo nella prima parte dell'anno, ma nella seconda parte dell'anno. È anche vero che di certezze non abbiamo neanche una, è quello che sì, pensiamo, ipotizziamo basandoci sui dati attuali. Insomma, come avete sentito, abbiamo raccolto qualche voce, insomma, le più svariate tra presidenti di associazioni di categoria, direttori, ma anche imprenditori. Cioetto, prima Borchia faceva riferimento al settore del marmo da cui proviene. Lei a Legnago, o comunque nella Bassa Veronese, ci sono diversi settori che stanno tentando comunque di guadagnare il terreno perduto. Pensiamo per esempio al comparto del mobile, ma altri comparti che hanno avuto un glorioso passato, qualche difficoltà, e che però trova nelle nuove generazioni anche la spinta per provare a tenere alta la bandiera, no? Quindi ci si prova, ci si mette sudore e sangue in queste battaglie, no? Ma sicuramente sì, le imprese anche pur non in questo periodo, ma nelle precedenti difficoltà hanno avuto amministrazioni particolari legate anche al passaggio generazionale, quindi adesso è il momento anche qua da noi di passare il testimone a tanti giovani. Le imprese negli ultimi anni si sono anche consolidate sotto un certo punto di vista, hanno più capacità di resistere, più resilienza, come si diceva prima, e quindi si sta puntando molto sui giovani, e questo mi sembra assolutamente normale. Legnago, il territorio di Legnago in particolare, ha un tessuto imprenditoriale molto variegato, molto importante e significativo. Ha però vissuto dei momenti molto difficili. Se guardiamo il settore del legno, ancora è in sofferenza, non dovuto solamente a questa pandemia, ma sicuramente ad anni e anni in cui non ha avuto le necessarie possibilità di crescita. Necessarie possibilità di crescita che sono date anche dalla possibilità di avere degli istituti scolastici che formino questi ragazzi. Non esiste un istituto scolastico che formi personale per l'industria del legno, per i mobili, per esempio. È chiaro, certo. Grosse difficoltà legate all'industria. Parlare di Legnago significa parlare di bruciatori, mi viene questo termine, avrei dovuto dire qualcosa di più significativo, ma mi viene questo termine, scusate. Però in questo momento, in questi anni, questi sono andati in caduta libera per il cambio, diciamo, di tecnologie, per tante situazioni. Quindi ecco, nonostante questo, il territorio ha saputo reagire bene e sta reagendo. Aziende resilienti sì, però come diceva qualche altro mio collega poco fa, come sicuramente tutti quanti pensiamo, ci vuole ancora una grossa spinta, una grossa mano da parte del governo, perché è anche facile scivolare e crederci un po' meno. Non voglio dire crederci più, ma... Grazie Cioetto. Grazie mille. Ernesto, so che c'è un articolo curioso che vuoi mostrare e che vuoi commentare insieme a Borchia. Sì, in effetti sono in realtà due, perché da una parte sono entrambi dal sito del Sole 24 Ore, da una parte vediamo che le PMI italiane comunque nell'ultimo anno sono circa 14.000 quelle che hanno venduto su Amazon, e c'è stata recentemente anche una polemica, no, con il colosso delle vendite online, delle vendite online, che però dall'altra parte propone anche degli incentivi proprio alle PMI italiane per utilizzare il canale di e-commerce. Leggevo altrove che è circa l'8% il numero la percentuale delle imprese italiane che vendono attraverso i canali digitali, ancora troppo poco probabilmente rispetto al resto d'Europa. Quindi le volevo chiedere innanzitutto se c'era
studio in Europa, una regolamentazione anche per questi colossi che vendono online anche dal punto di vista della tassazione? E poi eventualmente a che punto è secondo lei appunto questo canale della digitalizzazione che va sicuramente sviluppato in Italia più che in altri paesi europei? Grazie per la domanda, perché è particolarmente interessante in questa fase storica. Durante il primo lockdown io avevo avuto modo di confrontarmi telefonicamente con alcuni imprenditori che arrivavano da differenti settori e comunque ho avuto la percezione che effettivamente dal punto di vista dell'e-commerce, dal punto di vista dello sviluppo delle piattaforme di vendita online, oggettivamente il nostro territorio e l'Italia in generale devono fare ancora dei passi avanti. Ovviamente non partiamo dal presupposto che l'online e la digitalizzazione possono risolvere tutti i problemi, però oggettivamente va fatta un'analisi molto seria e circostanziata e capire soprattutto che margini di crescita ci sono. Ad esempio, parlando con alcune realtà del settore vitivinicolo, io ho avuto modo di appurare che questo è un settore dove, specialmente le cantine un po' più strutturate, hanno la possibilità di avere diversi sbocchi all'estero grazie appunto ai loro e-commerce. Cos'è successo? Che mentre in Italia eravamo totalmente chiusi, altri paesi come ad esempio la Germania, avendo adottato delle misure meno restrittive rispetto al nostro paese, avevano l'economia che girava un po' di più e quindi, torno al discorso che facevo prima sulle esportazioni, i nostri produttori di vino riuscivano in qualche misura a tamponare quelle che erano le minori vendite sul territorio nazionale. Da questo punto di vista l'Europa sicuramente nei prossimi anni, nel prossimo bilancio pluriennale che dovrebbe iniziare, veti permettendo, con il 1° gennaio, punterà molto sulla digitalizzazione. È ovvio che, come ho scritto nella mia relazione, non è che possiamo imporre a tutti i settori di digitalizzare, visto che comunque ogni settore ha le proprie peculiarità, ha le proprie problematiche, per cui su alcuni settori alcuni ragionamenti possono essere fatti, su altri settori invece bisogna ragionare con un po' più terra-terra. Invece per quanto riguarda Amazon, Amazon penso che sia sinonimo di globalizzazione. Come la globalizzazione non può essere fermata, ma bisogna cercare di governarla in maniera sensata, in maniera concreta e senza pensare di fare delle battaglie contro i mulini a vento, penso che anche il rapporto con Amazon debba andare per forza di cose in questa direzione. La settimana scorsa il mio segretario Matteo Salvini ha avuto un lungo incontro con i vertici italiani di Amazon e penso che abbia lanciato dei messaggi condivisibili, dei messaggi di buon senso. Vale a dire, oggettivamente, se noi andiamo su Amazon notiamo che non ci sono molti prodotti italiani. Andrebbe invertita la rotta da questo punto di vista e soprattutto Amazon dovrebbe diventare maggiormente un'opportunità per le nostre PMI. Poi ovviamente a livello di regolamentazione fiscale è totalmente ingiusto, è totalmente squilibrato il fatto che ci siano delle realtà che a livello multinazionale possono scegliere dove andare a basarsi, anche magari sulla stregua di alcuni ragionamenti di ingegneria finanziaria che non possono finalizzati soltanto a pagare meno tasse possibile. Chiaramente per il benessere della collettività è necessario che le tasse siano suddivise in maniera equa. Mi rendo conto che è una banalità, però se guardiamo la realtà delle cose ci rendiamo conto che c'è da lavorare da questo punto di vista. Siamo verso la chiusura della trasmissione. Cosa vi augurate a questo punto per il 2021 che sta per iniziare? Partiamo, cioè 2020 che sta per finire, 2021 che inizierà tra poco. Partiamo da Cioetto. Parlavamo di preoccupazione chiaramente anche del presidente Della Bella, però insomma bisogna guardare avanti anche con un certo ottimismo, soprattutto se si è imprenditori. Ecco, questo 2021 come sarà secondo lei, Cioetto? Ma diciamo che questo 2021 non si presenta assolutamente bene, quindi dobbiamo affrontarlo con i piedi di piombo, con le dovute attenzioni e soprattutto io raccomanderei a tutti quanti noi, a me per primo, la massima collaborazione, il massimo dialogo
perché credo che sia l'unico sistema per poterne uscire fuori. Non possiamo, che mi rivolgo un attimino alla politica, non possiamo essere sempre l'un contro l'altro armati, e tante volte purtroppo armati solamente di personalismo e non di scelte che riguardino un po' la totalità della popolazione. Quindi ecco, uniamoci, facciamo squadra, cerchiamo di capire dal mio punto di vista che non c'è modo diverso di uscirne che lavorare assieme. Grazie Cioetto. Doveva esserci con noi anche, dicevamo, ha avuto un piccolo imprevisto, Giorgio De Gara, presidente del sistema moda di Confindustria Verona. Appunto ha avuto qualche criticità l'ha avuta anche Diego Zardini, siamo in diretta chiaramente, quindi tra problemi di connessione e altri imprevisti ci può stare. Con De Gara avremmo commentato questo articolo che invece commento in chiusura con Paolo Borchia. La moda in crisi, vendite 2020 giù dal 15 al 30%, profitti meno 90%, questo dice il rapporto McKinsey. Il peggio per l'Europa, Cina la meno colpita, e proprio qui volevo soffermarmi, nel senso che la Cina tutto sommato, pur avendo avuto nella fase iniziale il problema legato alla pandemia, adesso sembra uscirne anche dal punto di vista economico molto bene. Quale rapporto ci deve essere tra Europa e Cina in questo caso, Borchia? E poi è cambiata anche la presidenza statunitense, arriverà Biden nel 2021, quindi l'Europa dovrà guardare chiaramente ad ovest, agli Stati Uniti, con uno sguardo diverso rispetto a prima. Ci dica lei quale tipo di sguardo, e soprattutto guardare sempre con attenzione alla Cina, perché il modello cinese si sta affermando su scala globale. Ma mi piacerebbe poter dire che la Cina è un'opportunità, però oggettivamente quando si deve interloquire con un regime che non ha come priorità il rispetto dei diritti umani, degli standard ambientali, dove l'intervento dello Stato nell'economia è così pesante, chiaramente diventa anche difficile, se non impossibile, considerare la Cina un'opportunità, ma chiaramente si tratta di un competitor che non è facile né da affrontare né da gestire, soprattutto un competitor che ha delle grosse potenzialità in termini di penetrazione in tantissimi continenti. Guardiamo ad esempio quello che è stato in grado di investire la Cina in Africa, un continente particolarmente ricco di risorse, di materie prime, per cui fondamentalmente l'Africa penso che sia il caso di scuola ideale per riflettere su quello che è diventata la Cina negli ultimi anni. Poi chiaramente gli Stati Uniti credo che avranno un approccio diverso, ma oggettivamente l'approccio invece più muscolare di Trump penso che comunque abbia portato a dei risultati positivi. Grazie Borchia, siamo proprio in chiusura. Ernesto, insomma, abbiamo raccolto diversi spunti su cui riflettere, abbiamo capito che questo tessuto di PMI è importante, è in difficoltà, come sottolineato Cioetto, ma ci sono anche degli strumenti che ci auguriamo possano essere sbloccati, degli strumenti che ci ha presentato Borchia. La parola d'ordine mi sembra insomma quella della sburocratizzazione, insomma, per ottenere dei fondi, per ottenere delle richieste anche banali, no Ernesto, bisogna fare 1000 peripezie. Questo è uno dei tarli del nostro paese. Indubbiamente l'Italia non è certo il paese ideale dove provare a fare impresa sotto tanti punti di vista, però un po' grazie alla politica, e ce l'ha dimostrato Borchia, si può fare buona politica con tanti interventi a favore delle PMI. E dall'altra parte mi ricollegherei all'appello proprio del presidente di Appindustria di Legnago all'unità, perché è il momento in cui dobbiamo remare un po' tutti nella stessa direzione, cercando di fare sistema laddove è possibile farlo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prego Borchia, se vuole. Sì, chiedo scusa se mi inserisco, soltanto una conclusione. Chiaramente quando si parla di opportunità, di sburocratizzazione, non dimentichiamoci che
Il Recovery Plan da un lato rappresenta un treno che l'Italia non deve perdere, se non altro per non lasciare la credibilità a Bruxelles. Voglio dire, abbiamo perso diversi treni negli ultimi anni, adesso si tratta di essere concreti, di individuare dei progetti che rappresentino dei veri e propri investimenti e non le mancette agli amici degli amici. Io ricordo quando era una ventina d'anni fa, ad esempio in Valpolicella, dalle parti di Sant'Ambrogio, il passaggio di Napoleone, quindi nel cuore pulsante del settore del marmo c'era un congestionamento molto complicato di mezzi che trasportavano prodotti del settore lapideo. Adesso ci ritroviamo con delle infrastrutture che sono state fatte e non benissimo di recente, però sono delle infrastrutture che purtroppo sono arrivate con 20 anni di ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze dell'economia. Adesso purtroppo camion ne abbiamo meno rispetto a 20 anni fa, abbiamo delle infrastrutture che sarebbero servite allora, per cui in conclusione il Recovery Plan non sarà la manna dal cielo. Ricordiamoci che l'Italia beneficerà soltanto del 6% per il 2021 dei fondi totali, ricordiamoci anche che l'Italia sarà il paese che riceverà una quota maggiore di prestiti rispetto ad altri paesi, per cui chiaramente non c'è nulla che sta piovendo dal cielo, diciamolo sottovoce che non ci sia qualche bambino che ci ascolta, Babbo Natale purtroppo non esiste e non abita a Bruxelles, per cui servirà tanta testa e servirà soprattutto ascoltare i territori. Io ho visto sul bollettino della regione che c'è una prima lista di progetti che sono stati presentati per poter beneficiare dai fondi del Recovery Plan. Penso che dal Veneto sia arrivato un buon esempio di quello che serve, e soprattutto ci auguriamo che nessuno si dimentichi che nel 2026 abbiamo un appuntamento che si chiama Olimpiadi Invernali e il nostro territorio non può farsi trovare impreparato. Assolutamente, e speriamo che il 2021 allora porti a termine anche il sottopasso di Passo Napoleone e la SP6 dei Lessini, ecco, che sono le due opere che probabilmente sottointendevo, citava, infrastrutturali legate in qualche modo anche al settore lapideo, perché sia in Valpolicella che in Valpantena e nella Val d'Adige, insomma, il settore lapideo ha le sue aziende di riferimento e allo stato attuale sono ancora incomplete, forse servivano 20 anni fa, come ha ricordato lei. Grazie allora di aver partecipato, ringraziamo Paolo Borchia, ringraziamo Claudio Cioetto e grazie anche a te Ernesto per la collaborazione di questa serata. La settimana veronese della finanza torna la settimana prossima, giovedì, e parleremo di energia.